Fabiana, si conclude oggi una stagione con una sconfitta, tu sei entrata poi nel secondo tempo, ma che sensazioni sia dalla panchina e poi in campo ti ha lasciato questa gara? Beh, è normale che è stata l'ultima, quindi è sempre bello concludere il campionato, peccato che non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, però la cornice di pubblico, di tutto il settore giovanile, dei tifosi che ci ha, diciamo, accompagnato in tutto l'anno e ci ha lasciato comunque un qualcosa di speciale, diciamo. Ecco, entro un po' nel merito della tua stagione, una stagione sicuramente non fortunata per via di tanti infortuni, però poi adesso nelle ultime partite sei tornata a giocare, quanto ti mancava il campo? Beh sì, sicuramente è stata una stagione un po' sfortunata, però fa parte del mestiere, quindi ho lavorato tanto per tutti questi mesi per riuscire a rientrare le ultime partite, insomma ci sono riuscita e niente, insomma sono contenta così di aver messo alle spalle questo infortunio e speravo di poter dare un aiuto di più alla squadra, ma insomma l'ho dato lo stesso anche da fuori. Ti faccio l'ultima, oggi c'erano tante tue bambine qui allo stadio a vederti, quando sei entrata ti hanno fatto un'ovazione, non hanno mai smesso di incitarti, quanto è bello comunque sapere che si è creato questo legame, che loro oggi erano qua sia per il Genoa ma soprattutto anche per te. Beh, bellissimo, emozionante, mi brillavano gli occhi quando sono entrata e anche alla fine. È bello perché comunque dare a loro le emozioni che viviamo noi e anche dare tanto, perché comunque loro ci vivono tutti i giorni sul campo e vederci giocare, comunque vedere quello che viviamo dà loro tanto. Mister, la stagione si chiude con una sconfitta qui in casa con la Res Women. Nel primo tempo avete fatto un po' di fatica, poi nella ripresa avete approcciato sicuramente meglio, quel gol del 2-0 forse vi ha un po' tagliato le gambe, poi io credo che almeno lei sia contento della reazione che hanno avuto le sue ragazze dopo che hanno trovato il gol, che hanno spinto, avuto anche altre occasioni. Sì, come hai detto tu, il primo tempo non abbiamo fatto sicuramente bene e siamo passati anche meritatamente in svantaggio il secondo tempo e siamo partiti molto forte, meritavamo subito di pareggiare, invece su un calcio d'angolo abbiamo preso il 2-0 e è diventata ancora più dura, però le ragazze hanno cercato di recuperare la partita, abbiamo accorciato, abbiamo fatto tutto il possibile e anche alla fine poteva starci anche un calcio di rigore, poi c'è stato un palo, insomma abbiamo cercato di attaccare, di pareggiare la partita. Tra i temi di questa partita non posso non chiederle l'affetto che il pubblico oggi vi ha dimostrato, perché veramente c'è stata una massa di tifosi che sono venuti a sostenervi, credo che questo poi faccia molto piacere a voi. Ma ci fa molto piacere e loro oggi hanno vinto la partita perché sono stati veramente ammirevoli, ma per tutto l'anno sono sempre venuti, per cui gli devo fare insieme alla squadra dei grandissimi complimenti a tutti i tifosi. Ecco, in chiusura le chiedo, proiettiamoci magari già alla prossima stagione, ovviamente prima un po' di vacanza, ma poi che Genoa sarà l'anno prossimo? Ma per ora devo incontrarmi con la società e dobbiamo incontrarci, per cui dobbiamo vedere un po' i piani e vedere o settimana prossima o quell'altra, insomma ci dobbiamo sedere intorno al tavolo e vedere un po' che cosa fare. Mister, dopo un grande mese di maggio, il modo migliore per chiudere la stagione con una vittoria, sì, che comunque per la classifica non è che spostasse più di tanto perché la salvezza l'avevate già raggiunta, però comunque la consapevolezza che avete chiuso in crescendo questa stagione, soprattutto facendo un grande risultato quest'oggi. Noi l'avevamo detto che dobbiamo finire il campionato bene, campionato difficilissimo dove a inizio stagione ci davano già tra le retrocessi o giustamente quelli candidati a retrocedere, invece siamo stati bravi a non cadere su questa cosa. Anche nel momento più difficile ci siamo compattati e abbiamo capito che era il momento di fare di più tutti quanti e l'abbiamo fatto. Sono contento di questa cosa qua, l'avevo detto anche 2 settimane fa, noi la salvezza raggiunta
dovevamo comunque continuare a fare un percorso e avevamo deciso con i ragazzi e con lo staff tecnico soprattutto di non andare in vacanza anticipatamente, e quindi anche oggi sono contento soprattutto della prestazione che abbiamo fatto. Ecco, vado direttamente sulla partita, una vittoria sicuramente fatta con tante giocate tecniche, ma poi, come sottolineava anche lei, lo spirito che ci ha messo questa squadra, che ha difeso, ha attaccato e quando c'è stato da soffrire negli ultimi minuti si è messa lì, ha ribattuto colpo su colpo portando a casa 3 punti fondamentali. A inizio anno era uno dei nostri problemi prendere un gol alla fine oppure subire gol su situazioni sotto pressione e sotto stress. Arrivare adesso alla fine dell'anno e vedere che la squadra sa soffrire è sicuramente un segnale di crescita. Io penso che oggi noi abbiamo fatto una signora partita, abbiamo fatto veramente bene, sono contento, ma non solo come qualità a livello di gioco, ma anche come voglia, come determinazione, come concentrazione. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e comunque giocavamo col Genova, non con una squadra che è vero salva, ma che comunque aveva da fare, aveva da giocare in casa l'ultima. Quando vuoi giocare in casa comunque vuoi fare bella figura. È stata una bellissima partita, quindi penso che il risultato sia giusto per quello che si è fatto vedere in campo. Quando c'era da soffrire abbiamo sofferto, secondo me potevamo sfruttare qualche occasione in più, ma va bene così. Luana, quale modo migliore per chiudere la vostra stagione? Un colpaccio sul campo del Genoa con questa vittoria per 2-1, che partita è stata? Sì, siamo contentissimi per la vittoria, era l'obiettivo che ci eravamo posti di arrivare in questi giorni a 10 vittorie e ci siamo riusciti, quindi siamo molto contenti. E penso che abbiamo iniziato molto bene il primo tempo, abbiamo fatto una gran partita di sacrificio, ma anche abbiamo giocato anche palla a terra, fatto anche delle 4 azioni molto belle. Il secondo loro hanno spinto un po' di più, però non ci sono stati grandi occasioni, abbiamo sofferto secondo me molto bene. Ecco, al di là poi della prestazione tecnica, che comunque è stata molto positiva, in commento mi ha comunque impressionato la voglia che le tue compagne, dico le tue compagne perché tu poi sei subentrata dopo, però ovviamente sei compresa anche tu, che le tue compagne ci hanno messo su ogni pallone fino al 95esimo per non perdere questa partita. Sì, ci tenevamo a finire l'anno con una vittoria e siamo entrati convinte, la voglia c'era tutta di finire nel migliore modi, comunque una salvezza che per un anno promossa è un traguardo per me importante. Quanto è bello giocare in Serie B anche l'anno prossimo? Sì, penso che l'Ares si merita la Serie B, probabilmente meritava anche la Serie A come tanti anni fa, quindi per noi è un traguardo troppo importante.